Duplice omicidio di paese, siamo tristi e distrutti, così Elvira, moglie di Massimo Prestin, che ha ucciso fratello e cognata a colpi di pistole dal quale si era separata. L'uomo oggi in silenzio davanti al giudice. Mio zio era un violento, picchiava la moglie, il duro sfogo di Davide, nipote di Massimo, complotto di famiglia, nulla di vero, attacca, spero che soffra in carcere. E parla anche la mamma di Davide, Martina, come lui presente al momento del duplice delitto. Dalla finestra mi ha mostrato la pistola e ha detto: ci sono 2 cadaveri, chiama i carabinieri. Ho pensato uccidesse anche noi. Dopo il sindacato giornalisti, anche la CGIL è preoccupata per la fattispecie di reato di stalking a mezzo stampa formulata dalla Procura di Vicenza per il caso Bramezza, Talmi, un concetto da paesi come Iran e Russia. Emergenza siccità, dei 102 milioni stanziati per le opere 22 andranno al Veneto, serviranno per lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige. Intanto 58 volontari e 12 squadre di protezione civile del Veneto sono operativi da oggi in Emilia-Romagna per il disastro alluvione. I 2 volti dello scudetto del Napoli allo stadio Friuli di Udine, lo scontro tra tifosi friulani e partenopei dopo l'invasione di campo nelle principali città del Veneto, la festa dei supporter azzurri. Sarà Damien Chazelle, il regista di La La Land e di First Man, il presidente della giuria all'80ª mostra del cinema di Venezia, l'annuncio ufficiale oggi. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Ancora in primo piano il duplice omicidio di paese. Siamo tristi e distrutti, dice la moglie del killer Massimo Prestin, proprio questa mattina interrogato in carcere. Non lo perdono, dice invece il fratello Giancarlo. In passato Massimo aveva aggredito anche il padre. Siamo già tristi e distrutti, non possiamo parlare. Ho il mio avvocato, quindi non posso parlare. Ma perché non può parlare, signora? Siamo tristi e distrutti, dice Elvira, la moglie di Massimo Pestrin, l'uomo che mercoledì a Paese ha ucciso il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento. Accanto ai 2 figli, da qualche tempo, si trova in un appartamento di Zero Branco, ospite di amici e parenti. I 2 ragazzi le fanno da scudo, a partire dal maggiore, tutti e 3 travolti da una storia più grande di loro, catapultati in una realtà di violenza. Elvira non se la sente di entrare nel dettaglio delle prime dichiarazioni fatte da Massimo, che avrebbe ucciso i familiari perché convinto di un complotto nei suoi confronti. Al centro ci sarebbero proprio la gelosia per la donna e una separazione difficile, pista confermata dall'altro fratello Giancarlo, che al momento della mattanza era nell'appartamento a fianco dove stava pranzando con moglie e figli. Però lui dice nelle poche parole che si è lasciato sfuggire nell'immediatezza dei fatti, anche a colloquio con l'avvocato, c'era un complotto nei miei confronti. I miei familiari sapevano che mia moglie mi tradiva. Ma lo sapeva anche lui, Cioè, aveva messo sul telefonino la foto con mezza nuda, cosa che vedono tutti questi anni qua. Era un suo problema, doveva risolverlo lui. Quindi lui, diciamo, questa cosa qua non l'aveva digerita? No, non l'aveva digerita. Però la portava su di voi? Sì, cioè, cosa c'entriamo noi? I suoi problemi si risolve e basta. Da molto tempo, da prima che l'appartamento di Via Noalese fosse ristrutturato? No, non era la situazione economica, non pagava l'affitto, l'hanno sfrattato. La trasparenza è questa, l'hanno sfrattato, ti hanno dato una data, a fine anno vai via e basta. Senta una cosa, è vero che c'erano botte, volavano botte tra loro? Non era un buon rapporto, non era un buon rapporto. Quindi Massimo picchiava la moglie? Sì, per me sì. Ma io si teneva, non so che ne ha mai espresso, non aveva mai detto niente neanche a io, non ti risolvi i problemi così. In passato Massimo aveva aggredito anche il padre, deceduto alcuni anni fa. Lunatica, perché serviva soldi per andare in Albania, perché doveva andare in Albania, ma lui era fatto così. O ti dava anche il cuore o ti occupava, infatti. A trovarlo in carcere? No, non esiste. Non esiste. E neanche il perdono non è detto. Non esiste. Il motivo, mi spiega il motivo, perché l'ha fatto. Il motivo, perché lo ha fatto. I suoi problemi si tiene per lui, si risolve lui, no che altra gente che non c'entra niente.
E oggi a parlare anche Davide, il 24enne nipote dell'assassino, ora in carcere, un duro sfogo contro lo zio. Sentiamo. Non è una persona tranquilla, è una persona di per sé manesca. Si sono separati perché lui batteva lei, quindi... Un violento, un uomo che non mi è mai piaciuto. Davide, 24 anni, sospira più volte. C'era anche lui assieme a papà Giancarlo e a mamma Martina mercoledì nella Casa dell'Orrore di via Monsignor Breda. Quegli spari e quella scena impossibile da dimenticare e la rabbia per lo zio Massimo. Uomo tranquillo? Non è vero, dice, e ricorda un altro episodio. So che è stato un litigio con mio nonno, che adesso non c'è più, che aveva bisogno di soldi e mi ricordo che aveva spintonato mio nonno quella volta lì. Mio nonno, essendo aveva già i suoi anni, è morto che ne aveva 89, aveva già i suoi anni all'epoca, aveva già 80-82 e già vedendolo così, io avevo già capito che persona che era, ma che arrivasse a fare quello che ha fatto, no. Usare le mani avrei detto ok, ma usare un'arma e anche di per sé farla alle spalle vuol dire che sei un vigliacco e basta, perché non hai neanche il coraggio di affrontare le cose. Un complotto contro di me, le parole dell'assassino, convinto che il fratello Lino e la cognata Rosanna, uccisi con 14 colpi di pistola alla schiena, fossero da tempo a conoscenza di presunti tradimenti della moglie, dalla quale si era separato, e che in qualche modo parteggiassero per lei. Non è niente vero, perché comunque io so che Massimo aveva sospetti sulla Rosanna che lei andasse a scrivere messaggio, a chiamare a sua moglie di Massimo, all'Elvira. Però quando parlavamo con la Rosanna diceva guarda, io non ce l'ho neanche il numero, quindi non riesco a mettermi in contatto con lei. E lui aveva questo presentimento qua, ma comunque non è mai saltato fuori. Impossibile, davvero impossibile perdonare. Una roba del genere, poi ti perdono se mi moglie un pugno sulla faccia o sull'occhio, ma questa roba qua non... Io spero che gli facciano tutto il male possibile e immaginabile che io ho in mente adesso, ma no... Io non sono una forza dell'ordine, non sono dentro in carcere, non posso fare niente. Spero che decidano al più presto di cosa farsi e che lo rinchiudino e che lo facciano patire in peggiore dei modi. Basta, io voglio solo quello, non mi interessa altro. È difficile superare un momento come questo. Spero di riuscire... Io sono sempre stato forte, rimarrò forte, però cerco sempre anche di deviare su altre cose, infatti... Stasera, se riuscirò, andrò al bar perché alcuni amici mi hanno chiesto vieni, sfoga, liberati un attimo. Adesso vedo comunque anche io star qua tutto, comunque star qui dentro ti viene, hai sempre il magone. E a parlare oggi anche la mamma di Davide, moglie di Giancarlo Prestin. Assieme a loro al momento del duplice delitto e con lei alla quale l'assassino ha detto mostrando la pistola. Chiama i carabinieri. Ho sentito i colpi, una decina più o meno, adesso non li ho contati ovviamente. E quando sono uscita qua, lui era in fondo, davanti all'abitazione. E gli ho chiesto, hai sentito anche te Massimo i colpi? E lui mi ha fatto vedere la pistola dicendomi che aveva sparato dei colpi in aria. E io gli ho detto, ascolta, sai che c'è tuo fratello, mio marito Giancarlo, che sta riposando perché avendo un'azienda il pomeriggio dopo mangiato si riposa un po' giustamente. E niente, dopo qualche secondo io sono rientrata e dopo qualche minuto lui mi è venuto a bussare alla porta, alla finestra, scusa, della cucina, e mi ha detto chiama la polizia che ci sono 2 cadaveri di là. Era tranquillo, stava fumando la sigaretta fuori casa, cioè proprio freddo diciamo. Quindi quando realmente ho realizzato, ho pensato anch'io che ero qua, lui là in fondo con la pistola, che se realmente gli giravano altri 5 minuti magari ci avrei rimesso pure io e la mia famiglia. Lui di fatto dice c'è questo complotto, queste sono le sue parole, i miei familiari mi nascondevano delle relazioni che mia moglie aveva con altri. Penso che siano cose che si è fatto lui in testa e basta, cioè che siano state cose che lui non è riuscito a capire, a metabolizzare questa separazione, quindi probabilmente lui si è fatto dei pensieri strani in testa. Non pensavo, anzi proprio nessuno di noi pensava a una cosa del genere, visto che realmente era qua ospite, quindi bene o male
Sì, non aveva nessuna motivazione, visto che mia cognata gli faceva mangiare, cioè praticamente gli aveva la biancheria e tutto il resto, quindi doveva, secondo me, solo essere grato di quello che aveva. E questa mattina in carcere l'interrogatorio di garanzia di Massimo Pestrin. È una persona di poche parole, questo rende tutto più difficile. Ecco, lei però chiederà una perizia. Adesso sto valutando. Avvocato, oggi come l'ha trovato? Turbato. E ha detto qualcosa lei? No, niente. È durato pochissimo l'interrogatorio di garanzia in carcere davanti al GIP Carlo Colombo per Massimo Pestrin. L'uomo reo confesso si è avvalso della facoltà di non rispondere. In queste ore si starebbe rendendo conto di quanto ha fatto, ha spiegato l'avvocato Annalisa Zanin, ma da quando è stato arrestato ha detto poche parole. Per ora parla poco. Era ossessionato però da questa relazione, l'aveva accettato questa fine di questo rapporto? Non glielo so dire, sembrerebbe di no, ma glielo dico così, non è presto per dire qualunque cosa perché lui ancora parla poco, quindi non so dirvi altro. Come mai si sarebbe accanito proprio con Lino? Questo ce lo domandiamo tutti, io personalmente per prima, visto che lo devo difendere. Lino e Rosanna avevano rapporti con la ex moglie? Non glielo so dire. Chiuso in un silenzio, tante le domande a cui solo Massimo Pestrin potrà dare una risposta. Una persona lucida e distaccata, ha spiegato ieri il procuratore Marco Martani. Il 51enne ha ucciso a sangue freddo il fratello Lino e la cognata Rosanna con la pistola regolarmente denunciata, la stessa arma utilizzata nella sua attività di guardia giurata. Non bisogna generalizzare, tiene a precisare il capo della procura Martani. Sicuramente aveva superato tutti gli accertamenti di idoneità psicofisica al ruolo di guardia giurata e al maneggio delle armi, perché chiaramente questi sono stati fatti, perché altrimenti non sarebbe stato assunto per un servizio di guardia giurata armata oltretutto. Massimo Pestrin rimarrà in carcere. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata al duplice delitto di Paese. Ci spostiamo a Vicenza sul reato di stalking a mezzo stampa ipotizzato nella vicenda Bramezza. Interviene il segretario della SLC-CGIL Nicola Talmi con parole durissime, cose che possono succedere in Iran o nella Russia di Putin, dice, certo non qui da noi. Il rischio è che se valesse il tema che un qualsiasi soggetto pubblico o politico potrebbe denunciare un mezzo di informazione perché mi stai criticando troppo, ecco, sono cose che potrebbero succedere in Iran o nella Russia di Putin, non penso che possano accadere nel nostro paese. La libertà di stampa è un bene prezioso, sancito dall'articolo 21 della Costituzione. Un bene da custodire con cura e attenzione, perché c'è il rischio che venga messo in discussione il diritto di raccontare ai cittadini quello che succede fuori dalla porta di casa. Parole di Nicola Talmi, segretario regionale della categoria che rappresenta i lavoratori delle telecomunicazioni e del sistema radiotelevisivo. Parole che riportano l'attenzione sul reato ipotizzato dalla Procura di Vicenza nella vicenda che vede indagato l'ingegner Giovanni Iannakopoulos per i servizi di Rete Veneta e Antena 3 sull'U7 Pedemontana e sul DG Carlo Bramezza. La Procura parla infatti di un reato di stalking a mezzo stampa ed è la prima volta che si parla di questa particolare declinazione. Noi siamo preoccupati quando si inventa un nuovo reato, specie quando un'ipotesi di reato, quando si parla di informazione. Ora, lo stalking attraverso i media, attraverso l'informazione giornalistica, non l'avevamo mai sentita. Noi siamo certi del lavoro che farà la magistratura, ma è un modo, temo, questo di cercare di intimorire in qualche modo i mezzi di informazione ed è assolutamente inaccettabile. È chiaro che se l'informazione fosse falsa o diffamatoria avrebbero modo ovviamente le persone di difendersi. Sulla correttezza dei servizi di Rete Veneta e Antena 3 che hanno dato voce ai cittadini e fornito ai cittadini informazioni ritenute importanti su quanto sta accadendo nell'U7 Pedemontana è già intervenuto il Tribunale del Riesame che ha annullato l'interdizione dall'attività editoriale emessa dalla Procura di Vicenza nei confronti di Giovanni Iannakopoulos. Pochi giorni fa la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura, confermando il provvedimento del riesame. La chiusura dell'indagine e la formalizzazione dell'ipotesi di reato di stalking a mezzo stampa sono arrivate a ridosso della manifestazione per la libertà di stampa organizzata dal Sindacato dei giornalisti del Veneto sul Ponte di Rialto.
Una voce, quella dell'Informazione Veneta, che vuol ribadire nessun bavaglio alla stampa. A fare una cosa di tipo preventivo, cioè mi stai stalkerizzando perché critichi ad esempio la mia gestione di un distretto sanitario è assolutamente inaccettabile, per cui la nostra solidarietà va senz'altro ai mezzi di informazione e crediamo che la giustizia senz'altro chiarirà questo equivoco. Il ministro per le infrastrutture Salvini, torniamo a parlare di siccità, ha annunciato lo stanziamento di oltre 100 milioni di euro per opere urgenti. Una parte dei finanziamenti è destinata anche al Veneto. Sono 102 i milioni che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato e che serviranno per finanziare interventi urgenti in 5 regioni italiane in tema di siccità. Al Veneto arriveranno 22 milioni di integrazione dei finanziamenti per lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige per bloccare il fenomeno del cuneo salino e continuare a usare l'acqua del fiume per irrigare i campi. Dopo l'allarme lanciato dal Consorzio di Bonifica Adige e Euganeo, gli agricoltori però sono preoccupati per una stagione estiva che rischia di cambiare anche le abitudini delle colture seminate nei campi. In questo momento ovviamente c'è stata una ridotta semina del mais, che è una delle culture principi dei nostri territori, però che è molto idroesigente. E infatti molti colleghi si sono orientati più verso il frumento come cultura autunno invernale, primaverile, e verso invece la soia per quanto riguarda la coltura estiva. È chiaro che una riflessione va fatta soprattutto per quanto riguarda il futuro, cioè una riflessione su che cosa andremo a coltivare nel futuro sarà una cosa importante che dovremo cominciare a ragionare come comparto agricolo. Le necessità per il comparto agricolo sono inevitabilmente su 3 piani: a breve, medio e lungo termine, con opere idrauliche come la diga del Vanoi. Sicuramente bisogna tenere presente 3 elementi: soluzioni a breve termine, medio termine e lungo termine. Per il breve termine le turnazioni da parte dei consorzi, per il medio termine un ragionamento sugli investimenti per il miglioramento delle modalità di irrigazione da parte dei non agricoltori e il tipo di coltura che vengono messi in campo. Per il lungo termine è necessario fare una riflessione su quello che sono gli invasi, quindi anche il Vanoi. E dalla siccità all'alluvione, gli eventi climatici, segno appunto di un mutamento del clima, e sono ora operativi gli uomini della Protezione Civile del Veneto nelle zone più colpite dell'Emilia Romagna. Sentiamo le parole dell'assessore regionale Bottacin. Noi fin dalle prime ore abbiamo inviato immediatamente una funzionaria con altri 2 volontari della Protezione Civile che l'hanno affiancata a verificare la situazione. Abbiamo dato la disponibilità immediata come sempre e ieri ci hanno comunicato che la destinazione nostra sarebbe stata nella zona di Imola. E quindi da oggi sono impegnati 58 volontari, 12 squadre provenienti da tutto il Veneto, da tutte le province del Veneto, anche se prevalentemente dalla provincia di Padova, provincia di Rovigo, per una questione logistica di vicinanza. E la situazione è complessa, quindi i turni saranno di 3 giorni, quindi quelli che stanno operando oggi poi termineranno lunedì e dopo ci sarà il ricambio, e fino alla prossima settimana sicuramente saremo presenti. Io sarò là lunedì pomeriggio, verificheremo un po' la situazione come si è sviluppata, ma certo che la situazione è molto complessa. La vittoria dello scudetto da parte del Napoli con la partita di ieri sera allo stadio Friuli di Udine è salito a 8 il bilancio dei feriti, fortunatamente non gravi, dopo l'invasione di campo di ieri sera a Udine. Sentiamo. È di 8 feriti non gravi il bilancio della calca provocata alla Dacia Arena alla fine della partita tra Udinese e Napoli, con l'invasione dei tifosi all'interno del terreno di gioco. A riferirlo il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello. Da quanto abbiamo registrato, ha fatto sapere, non si tratta di feriti da scontro e da colluttazioni, ma di traumi dovuti a cadute provocate appunto dalla ressa. Il direttore della Sores FVG, Amato De Monte, ha confermato il bilancio spiegando che in totale il servizio di emergenza si è occupato di 15 persone prima, durante e dopo la partita.
partita. Non ci sono stati casi gravi, salvo alcune fratture provocate da cadute dall'alto nel momento in cui i tifosi stavano entrando in contatto e c'è stata appunto ressa. Nel dettaglio il caso più rilevante riguarda una persona che ha riportato una frattura esposta ad una gamba. È stata soccorsa dal direttore della Sores e dal coordinatore infermieristico, entrambi sul posto. Un secondo infermiere nel frattempo aveva organizzato il trasporto in ospedale con il supporto di un'ambulanza della Croce Rossa, in coordinamento anche con il gruppo operativo sicurezza delle forze dell'ordine. Le altre 5 persone sono state soccorse per traumi meno gravi, tra cui un trauma toracico, un trauma cranico e dei traumi agli arti. Sono state tutte e 5 trasportate in ospedale tra il Santa Maria della Misericordia di Udine e l'ospedale di San Daniele del Friuli. Altre persone infine hanno raggiunto il pronto soccorso del nosocomio friulano con mezzi propri. Momenti di tensione si sono vissuti nel finale del match quando i tifosi partenopei hanno fatto invasione di campo, provocando la reazione di alcuni supporters bianconeri. Da lì si sono scatenati degli scontri sul terreno di gioco, poi contenuti dall'intervento delle forze dell'ordine, che hanno creato un lungo cordone tra distinti e tribuna, facendo arretrare e poi defluire all'esterno dello stadio i sostenitori napoletani. A seguire, le aree calde dei parcheggi sono state controllate fino a tarda notte a distanza da polizia, carabinieri e guardie di finanza, onde evitare il ripresentarsi di punti di contatto tra le tifoserie. E festa per lo scudetto del Napoli anche in tante piazze del Veneto. Vediamo com'è andata a Padova. Canti, balli, bandiere azzurre che sventolano in Prato della Valle. La notte padovana si anima con la festa dei tifosi napoletani dopo la conquista dello scudetto, il terzo nella storia della squadra partenopea che arriva a 33 anni di distanza dall'ultimo. Tanti napoletani che vivono a Padova e che ieri sera si sono ritrovati al Napoli Club di Tencarola, nei locali o nelle abitazioni per guardare la partita e poi dopo il fischio finale sono scesi in piazza per festeggiare con cori che da Piazza Cavour sono culminati in Prato della Valle. Una serata di gioia per tutti, anche per il questore di Padova, Antonio Sbordone, che da grande tifoso del Napoli ha seguito la partita allo stadio del Friuli a Udine, mentre a Padova il prato si tingeva di azzurro. Atto finale della Coppa del Rey, a Siviglia il Real Madrid di Carlo Ancelotti affronterà l'Osasuna in una partita da seguire su TNE del gruppo Media Nord-Est. L'attesa è quasi finita, il conto alla rovescia quasi terminato per il calcio d'inizio della finale della Coppa del Rey, una finale che nessuno aveva previsto. Il Real Madrid, il club più titolato al mondo, e la Cenerentola Osasuna di Pamplona, che va a caccia del primo trofeo dei suoi 103 anni di storia. Una sfida che sarà trasmessa da Telenord-Est sabato alle 22. Dopo il record di ascolti della semifinale di ritorno, ora in esclusiva in chiaro la finale della Coppa del Rey. L'Osasuna cerca l'impresa allo stadio Cartuja di Siviglia. I Blancos di Ancelotti, ancora in corsa anche in Champions League, che li vedrà lottare contro il City di Guardiola, cerca la sua 20ª Coppa del Rey. Una finale tutta da vivere su Telenord-Est questo sabato alle 22. Il regista americano Damien Chazelle sarà il presidente di giuria dell'80ª Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 30 agosto al 9 settembre. Per 2 volte i suoi film hanno aperto la mostra, nel 2016 La La Land, nel 2018 First Man. Il suo talento era emerso già nel 2014 con Whiplash, che ebbe 5 nomination e 3 statuette. Ora il regista si appresta a tornare a Venezia con rinnovato entusiasmo, accettando il ruolo che gli è stato proposto dalla Biennale. Sono lusingato e onorato di essere invitato a guidare la giuria di quest'anno, ha detto, e non vedo l'ora di scoprire la nuova selezione. Ed è tutto per questa edizione del Veneto dei nostri TG. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Tempo soleggiato e caldo in intensificazione, insomma un'anticipazione d'estate in questo primo weekend di maggio. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto la giornata di sabato sarà contraddistinta dal bel tempo, tanto sole alternato ad annuvolamenti più consistenti sulle zone montane dove nel pomeriggio non si escludono anche locali rovesci. Temperature in aumento, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra i 22 e i 25 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sui monti nelle ore pomeridiane saranno probabili delle piogge sparse. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 23, 24, 25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo un'alternanza di sole e nubi, anche in questo caso poi nel pomeriggio e soprattutto durante la serata saranno probabili dei locali temporali. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.